Poche città, anzi forse nessuna tra le maggiori del nord-est, è interessata al dibattito sul salario minimo quanto Venezia. Capoluogo di provincia con reddito più basso di tutto il Triveneto, Venezia Mestre e Marghera offrono in prevalenza posti di lavoro poco qualificati e con contratti collettivi nazionali sotto i 9 euro all'ora. Parliamo del contratto dei servizi fiduciari che arriva a 5,78 euro all'ora, piuttosto che quello che riguarda una gran parte delle catene alberghiere a 8,16 euro all'ora. Contratti e salari da fame che non consentono alle famiglie di arrivare alla fine del mese. Famiglie che sono colpite anche dall'inflazione, dal caro dei prezzi che tutti vediamo e che tutti viviamo. Le difficoltà le vivono tutti, ma a Venezia, dove 30.000 persone lavorano come cuoco, cameriere o barista a 8,45 euro all'ora e altre 20.000 sono impiegate con mansioni di cameriere negli alberghi, si vivono ancora di più, perché è un'economia che produce redditi fragilissimi. La CGIL chiede interventi urgenti in materia fiscale con una riforma che riduca le tasse sul lavoro dipendente ed un rinnovo dei contratti nazionali in alcuni casi fermi da oltre 5 anni. C'è una vera e propria emergenza salariale nel nostro territorio, che è aggravata dal fatto che molti di questi lavori sono lavori stagionali, lavori che si fondano su un'economia precaria come quella del turismo e che non produce dal nostro punto di vista occupazione stabile e di qualità. Quindi quello che chiediamo è che si costituisca nell'area metropolitana di Venezia un tavolo di confronto per affrontare questa emergenza, per trovare soluzioni condivise e per dare risposte a migliaia di lavoratori. Serve invertire le scelte economiche nel nostro territorio, dare una risposta salariale alle famiglie, altrimenti rischiamo che la provincia di Venezia diventi sempre più povera tra le province del nord-est.